Siamo qui con la calciatrice del Bologna, Francesca Barbaresi. Francesca, che partita è stata? È stata sicuramente una partita molto difficile e tirata. San Marino è una squadra molto, molto compatta. Siamo riuscite però a trovare gli spazi giusti, le occasioni e siamo riuscite a trovare 2 gol che per me vale molto significato, cioè è molto significativo come gol e speriamo di continuare su questa onda. E la prima rete in maglia rossoblù, tra l'altro, hai segnato un gol bellissimo. Io in telecronaca ho definito cannonata. Sì, ho detto adesso tiro, ho sentito anche tutte le mie compagne da fuori dire tira, ho detto tiro, basta, la butto dentro. Così è stato e abbiamo vinto per fortuna. Seconda vittoria consecutiva, siete già proiettate alla prossima partita che affronterete contro la Res Roma. Sì, molto difficile come squadra, soprattutto là in casa da loro. Dovremo cercare di essere compatte come abbiamo fatto oggi, organizzate e unite, ma penso che sia una bellissima partita anche quella, è combattuta, ma credo molto nella mia squadra e penso che riusciremo a portare a casa il risultato. Grazie mille Francesca, grazie. Grazie a voi. Siamo qui con l'allenatore del Bologna, Simone Bragantini. Mister, che partita è stata? È stata una partita molto combattuta, dove 2 squadre si sono impegnate come è giusto che sia per 90 e passa minuti, dove magari in alcuni momenti è mancata un po' di qualità, un po' di buon fraseggio, però è stata una partita che si è portata a casa con i denti, con la fatica, con la voglia di portare a casa un risultato importante. Dopo il pareggio della San Marino non vi siete arresi, avete trovato un gran gol con Francesca Barbaresi. No, sì, infatti, ma Fra ne parlavamo durante il riscaldamento con Barbaresi. Io la invito sempre a calciare perché in allenamento lei ha delle ottime capacità balistiche e quindi è arrivato il momento giusto che si è sbloccata. Dopo Arezzo, seconda vittoria consecutiva, adesso la Res Roma, si cerca di ovviamente infilare la terza. Ma si cerca di lavorare bene durante la settimana, andare giù a Roma, noi guardiamo partita dopo partita e non guardiamo l'avversario, guardiamo noi che dobbiamo andare in campo per voler portare a casa il massimo che si può portare a casa in quella partita. Grazie mister, grazie. Grazie a voi. Siamo qui con il mister della San Marino Academy, Giacomo Venturi. Mister, che partita è stata? Una partita combattuta contro una squadra di valore che comunque si è rinforzata nel mercato di gennaio, una partita aperta fino alla fine che abbiamo perso su degli episodi, però mi sembra di ricordare a caldo una prestazione più che positiva della mia squadra e quindi continuiamo a guardare i progressi nel gioco e sperare che un giorno arrivino questi benedetti punti che fanno fatica ad arrivare. Ve la siete giocata ad armi pari con il Bologna, era ovviamente una partita difficile, non avete mollato fino alla fine, cercavate ovviamente il gol del 2-2. Sì, assolutamente, cercavamo anche di non prendere quello del 2-1 perché mancava poco e niente, dai, è un campionato difficile. Il Bologna ha tante partite, ha dimostrato di saperle vincere negli ultimi 15 minuti e quindi noi continuiamo a migliorare nel nostro percorso di crescita e un punto da migliorare sicuramente è anche quello della tenuta mentale sui 90 minuti. Detto questo, la squadra mi sembra che sia nettamente meglio di qualche settimana fa, andiamo avanti con fiducia cercando i risultati. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo qui con la calciatrice della San Marino Academy, Jessica Menin. Jessica, che partita è stata? Sicuramente ci aspettavamo questo tipo di partita molto combattuta contro un avversario di livello e quindi che comunque ci abbiamo provato, abbiamo lottato, poi alla fine siamo sempre un po' sfortunate o commettiamo degli errori che non ci possiamo permettere a questo livello e quindi dopo paghiamo. Hai segnato un gol importante e stavi anche cercando l'altro gol del pareggio, ma è stata molto brava Lauria a recuperare il pallone all'interno dell'area piccola.
Sì, diciamo che è stato un gol, il primo è stato il gol importante perché potevamo riaprire la partita e dopo come ci stacchiamo un attimo la testa e andiamo sempre sotto, dopo alla fine anche lì sul calcio d'angolo ci dovevo credere di più, purtroppo è stata brava anche lei perché comunque la mischia può sempre entrare il pallone, però questa volta non è stato così, quindi ci dispiace e continuiamo a lavorare. Grazie mille, grazie. Grazie.